abbiamo subito questa crisi tremenda con una diminuzione del fatturato del 50%, abbiamo dovuto prendere delle misure molto forti anche nella struttura per ricondurre in situazione di sicurezza il gruppo e poi individuare strategie che ci aspettano nello sviluppo dopo l'uragano che ci ha investito, l'uragano che ha investito l'economia, poi in generale, soprattutto nel settore manifatturiero e nel meccanico in particolare. Fra 6 giorni mi scade il permesso. Cosa pensi di fare? Voglio trovare un possibile un lavoro. Tu provi a cercarlo? Sì. Però non Ma c'è niente, non proprio. C'è la crisi. Per quanto riguarda invece i licenziamenti, quali sono le previsioni? Noi abbiamo nel gruppo in generale sono qualche cosa 700-710 persone, a parte altre che se ne sono andate anche prima, o i temporari eccetera che erano già usciti. È una diminuzione molto, molto forte, ma che tiene conto dello stato dell'andamento del settore in questo momento. Bisogna partire sapendo che operiamo in un mondo che sta cambiando. Lei è appena uscito dalla mensa. Adesso. Io sono appena uscito dal carcere. E dopo quanto tempo? Dopo 5 mesi. In quale situazione si è trovato una volta uscito? Mi sono trovato in una situazione che devo rifare una riabilitazione con assistenti sociali, con il gruppo Alcolisti Anonimi e vado avanti così. Poi del resto va tutto bene. In genere qui le persone sono disoccupate? Sì, tutti disoccupati, tutti. Non c'è nessuna offerta che ci fanno a noi, è solo che sei condannato a fare un certo tenore di vita, di merda, e ti devi accontentare di quello che fai. Quello è. Ma quando ci sarà la ripresa non c'è il pericolo di riassumere magari all'estero perché c'è più convenienza? Non credo che sia la convenienza che genererà questo fenomeno, ma genererà piuttosto questo fenomeno il fatto che, per esempio, un paese come la Cina, sviluppandosi il proprio interno, acquisisce rapporti diretti con la fabbrica cinese, ma credo che l'Italia continuerà ad avere un ruolo principale e rafforzato alla condizione che si continui a lavorare sulla ricerca e sull'innovazione e che su questo ci sia anche il supporto esterno necessario per poterlo fare. E il tuo futuro come lo vedi? Male. Non hai prospettive? No. Qualcosa possa cambiare? No, penso di no. Lo vedo sempre peggiore. La crisi io penso che la sapete anche voi. È inutile cercare lavoro. Dove si trova il lavoro? Cerchiamo ufficio di collocamento. Io sono anche invalido. Ma dov'è sto lavoro? L'unica cosa che si può fare rubare per vivere, quello si può fare. E qui in Italia hai amici, hai... Sì, ho amici, ma... La ragazza, non so... Sì, ma ti pensano solo quando stai bene, quando non hai niente più, da là ti lasciano lontano, ti vanno via, ti lasciano solo. Rispetto a quanti parlano di ripresa, che la ripresa è già in corso, lei qual è la sua impressione? Ma sa, nella caduta che c'è adesso non si può continuare a decrescere, qui bisogna stabilire. Io chiamo quello che prevediamo per l'anno prossimo un recupero fisiologico, se vogliamo, perché la caduta è stata talmente profonda che non ci potrebbe non essere una ripresa che va dall'aggiustamento dei magazzini che si sono spogliati presso i distributori, presso i fabbricanti, eccetera. Pertanto questo già dà un fatto. Credo che la durata di questa crisi sia sufficiente a
immaginare già nel 2010 elementi di ripartire. Anche se noi stiamo verificando, io l'avevo già detto in primavera, che viene ritardato l'effetto sociale, cioè i licenziamenti sono più tardi rispetto alla crisi. Prima di vedere ripresa di assunzione credo che 2010 non avrà molte possibilità, insomma. E tu da quanto vieni qui? Una mesa. Che più stai più vai in merda. Quella è la prospettiva. Cosa vuoi fare? Riprendimi bene, eh? Prima chance